Buongiorno, buongiorno. Siamo io e Matteo, sempre nella natura, ma oggi con propulsione non delle nostre gambe. Oggi si va di motore termico. Specificatamente facciamo un giro con i quad, con Simone di Visitite Quad. Siamo a Butrio e ci stiamo per sparare un bel giro sul Collio motorizzati. Ci vestiamo per sporcarci. Ok. Bene, sì. Questo è uno dei quad che useremo. Vado a firmare le ultime carte. Abbiamo GoProizzato i quad. Prendo un casco e si parte. Si va. Ok, siamo pronti. Matteo è pronto, lui è Simone. Ciao. di Visitite Quad. Oggi facciamo un giro sul Collio. Sì. Vai. Partiamo da Butrio, adesso saliremo sulle colline, sulle nostre colline, e attraverso i vigneti e i colli arriveremo fino ad Olegna del Collio. Ok. Sarà un bel giro, vi divertirete. Dai, anche se la giornata non è il massimo, sicuramente ci divertiremo. Oggi motorizzati, niente gambe oggi, Matteo. Niente gambe. Dai. Sono l'acceleratore. Forse non ti stacco in salita. Esatto. Ok, ci siamo. Pronti? Siamo da Butrio e si parte direzione Collio. Prendiamo un attimo di confidenza con il quad. E già qua i posti, già spettacolo. Oggi quindi facciamo questo giro con Simone di Visitite Quad per il Collio. Il primo pezzo in uscita da Butrio ovviamente è un pezzo asfaltato di trasferimento, anche per capire effettivamente le capacità di chi inizia a guidare il quad. Noi abbiamo già avuto qualche esperienza, quindi siamo un po' più tranquilli, però giustamente Simone deve anche capire chi ha di fronte come utenti. Adesso da qua cominciamo ad andare sullo sterrato, in mezzo alle vigne.
produttore di vino, probabilmente la bottiglia più costosa di vino di tutto il Friuli è sua, ed è lì che guidare il quad non è una cosa assolutamente difficile, sicuramente questa è un'attività alla portata di chiunque. Poi ovviamente Simone ti propone un tiro senza metterti in difficoltà a livello di guida o diciamo di fatica. Si accelera con l'acceleratore qua sul pollice, freno a destra e a sinistra
Massimo. Siamo a un quarto più o meno del giro. Qua Simone siamo in zona? Qua siamo in Rocca Bernarda. Rocca Bernarda, questa zona qua? Sì. Ok, facciamo una mini sosta. Io direi che facciamo anche volare il drone così mostriamo un po' i dintorni. Certo. E poi riprendiamo. Dai, metti in moto che partiamo. Adesso ripartiamo e andiamo, spero che si veda qualcosa, in direzione di quella strada a S che sale in mezzo alle colline. Arriveremo a quella chiesetta e poi passeremo dentro al bosco su per di là. Quanto divertente è!
detto Simone che è la parte più, fra virgolette, movimentata del tour come percorso. Ovviamente movimentata per me è solo sintomo di divertimento. Questa parte un po' tecnico, un po' appunto come facciamo in mountain bike, guardare dove mettere le ruote, dosare il gas, giocare un pelo anche col freno, veramente una figata, molto divertente. E comunque credo sia veramente un percorso alla prova di tutti, Non so dalle riprese come risulterà, se sembrerà più facile o più difficile, ma davvero niente di impossibile, anzi divertente. Bello, la zona sicuramente si presta per questo tipo di attività, così come appunto i giri in bici su asfalto o su sterrato mountain bike. Figata.
passato l'ultima volta quando sono andato su a Castelmonte in bici. Sì, sono sicuro. Vi lascio il link al video qua nella i in alto a destra. Sì, mi pare proprio di essere passato di qua. Sì, qua c'è il municipio, sì, confermo. Ok, facciamo una pausa qui da Cinghiai a Sotet, l'agriturismo, beviamo un caffè, mangiamo qualcosa, adesso vediamo, e poi riprendiamo il giro. Dopo vi mostro qui intorno che tipo di giro facciamo. Tra l'altro ritrovo di bikers e ciclisti. A few moments later. Caffè bevuto, adesso riprendiamo e mi diceva Simone che noi andremo su per questa collinetta qua, andiamo lungo tutto, diciamo tutta la cresta o la parte alta delle colline, tutto questo giro qua, e poi scendiamo giù verso di là a Bencò. Dai, si va. Legna del Coglio. Adesso riprendiamo l'escursione sempre su e giù per le colline, appunto in mezzo alle vigne.
Comunque non so come starò con questo casco, ma diciamo che così, senza essermi visto allo specchio, mi viene da dire obiettivo rinforzo. Operazione rinforzo! No, figata, figata, bellissima l'escursione così. Ci stava oggi. Si passa in mezzo a diverse tenute di produttori di vino del Coglio e appunto agriturismi e zone simili. Allora io che con quale maestria guido tutto con una mano, un acceleratore e freno, mamma mia, pilota mancato. Bellissima questa zona sul costone di una delle colline. Purtroppo non posso mollare la mano destra perché appunto il gas ce l'ho a destra, quindi non riuscirei ad andare avanti. Buongiorno. Da una parte è un po' brutto che non ci sia una bella giornata di sole, però c'è da dire che questo è il tempo secondo me perfetto per un'attività di questo tipo, perché almeno non sudi, non sei in bici, non ti sporchi in modo così esagerato come se facessimo un giro in mountain bike. Qui saremo sicuramente meno vestiti, quindi avremo pelo più freddo, non suderemo, non ci sporcheremo appunto di più. Questo secondo me è il tempo perfetto per fare un'attività di questo tipo. Dopo ovvio che verrebbero fuori riprese più belle o ci sarebbe una luce diversa col sole, però secondo me questo è il suo.
Bene, abbiamo finito il giro. Sinceramente 3 ore di giro in tutto ci sta, anche perché non so te Matteo, ma io di pollice non ne avevo più, non me lo sento già più. Approfittiamo e filmo Simone che dopo di noi ha un gruppo con una famiglia, così magari non so se lo metterò nel video, ma gli lascio a lui il video che mi fa piacere, così ci facciamo ancora un giretto E accompagniamo una famiglia. Dai, bellissimo. Dopo facciamo la chiusura con le conclusioni e tutto il resto. Vado. Vedi che a fare i favori anche ci si guadagna, perché non solo faccio ancora un giro con Simone che ha una famiglia appunto da portare adesso, ma faccio anche un giro con il suo quad personale che è abbastanza più aggressivo. Mamma mia che piccolo. E lei? 8. Giro concluso, grazie Simone. Grazie a voi. Ma 3 ore secondo me ci stava tutto. Come dicevo prima, il mio pollice non ne ha più, quindi non avrei fatto di più. Però veramente bello, dai, è uscito anche un po' di luce in più, però dicevo prima mentre guidavo che questo qua è il tempo giusto per fare forse un'attività di questo tipo qua. Dipende dai gusti, ma secondo me sì. Ma sì, ci sta, dai, perché è umido, il giusto che Sì. prenda, che non ti prendi tanta polvere, Infatti. non ti sporchi tantissimo. Io sono sporco il giusto, ma anche voi. E niente, veramente fighissimo. Bene. Sicuramente torneremo. Nel video in descrizione lascio i tuoi riferimenti, quindi in caso Senz'altro. chi ha visto il video Grazie. può scriverti, può contattarti. Fate presente che avete visto questo video, così magari ci vediamo un'altra volta e facciamo un altro giro, magari facciamo un giro un po' più... Come vuoi, Ok? io sono a disposizione. E niente, basta. Volevi aggiungere qualcosa? No. Niente, No. c'è il sito, ci sono i contatti. Grazie Simone. Grazie E a niente, io faccio la mia solita chiusura con: ricordatevi di iscrivervi al canale col tastino qua sotto, lasciate un like, un commento se volete chiedere qualcosa o io o Simone risponderemo.
ci vediamo al prossimo video, ciao.